Buonissima. Allora, eccoci per questa terza sfida che noi ci proponiamo di trattare qui nel quadro di questo ciclo di un centro culturale universitario di Sestonde che sono stati almanacati da Iago Mutiera. Ringrazio l'autorne e al centro culturale di avermi invitato a sviluppare qualcosa che mi piace veramente, viene a dire una vista appena sistemica di a lingua corsa attraverso 5 sfide qui. A prima l'abbiamo già trattata, era la sfida democratica, la costruzione di un apparecchio di legittimazioni che ci ha permesso di fare un giro di storia all'ingrosso, di sociolinguistica piegata da arnesi di difesa di lingua corsa. La sfida pedagogica e didattica che l'abbiamo trattata poco fa, mi pare 15 giorni fa, che trattava giusto appunto di tutto un sviluppo in giro all'avvenimento di una disciplina scolare che è nata negli anni 70, si può dire, a LCC, a Lingua e a Cultura Corsa. Salutiamo l'amico Saverio Lugiani qui. E poi oggi la sfida culturale, ha già avuto un'esitazione tra la sfida culturale e la sfida letteraria e finalmente sempre in spirito di voler spicciare quantunque un avvicinamento sistemico di lingua, ha scelto di allargare appena la sfida culturale, ma vedrete quantunque che c'è qualche mancanza in un posto d'oggi. Dopo ci firmerà a parlare da qui a poco di sfida politica e cittadina, lingua e nazione, lingua di un cittadino au senso citoyen. Sarà il 25 di novembre e chiuderemo con un'idea di lingua che vi propone la radio di petta tutto ciò che è stato detto qui. Ecco, attacchiamo subito con il piano Lodi. Ma va un piccolo punto di messa in fetti storici di cultura, ma sarà di più a letteratura qui. Ma può contare di noi per ciò che tocca al teatro, canto, a dibolezza appena di supposto qui e che un tratta mica di l'arti plastici, il disegno, i ritratti, eccetera, che, bon, finalmente è un linguaggio appena a parte, ma ci sarebbe da dire di no. Di un canto di teatro ne diceremo quantunque due parole in un mentre, e poi metteremo una vocale in un aspetto di modernità, un indicatore fra altri che mi piace a considerare, è l'aspetto disincantato, ripeto, o riacquisto. Un aspetto disincantato, non si può capire il disincanto che a condizioni che noi admettiamo che c'è stato un fantasma o una spera legata alla necessità di riacquisto. E poi una chiusura con giusto appunto una modellizzazione di ciò che si passa oggi in materia di cultura, ma che ne verrà mondo da va. Allora, primo punto appena di storia, bon, è piuttosto consacrato alla letteratura. Una delle problematiche di cultura, di letteratura in particolare, è di poter avere un rivarescimento in della storia. Sappiamo che abbiamo quantunque a chi fa a di quando è nata la lingua corsa, di stessa maniera abbiamo a chi fa a di quando è nata la cultura, perché la cultura, la letteratura va con l'idea, a me mi pare, di nazioni, e tanto è difficile a frastagliare, a organizzare tutto questo in fetti di storia, di tempo, che avranno una funzione appena pedagogica. Ben a dire che un po' come un lagar de Michard, avremo, da un punto di vista di i rivarenzi che noi pediamo a un momento dato, sapere parlare di una rivarenza della storia. Se dico
se dico a Mouvra, se dico l'anni 70, sono luoghi di tempo che quantunque ci sono abbastanza familiari. Dunque, qui è una proposta che hai fatto a un momento, una prima comanda di un centro culturale, a un momento dato, hai proposto questa spicchiata di a letteratura, mettendo che il XIX era il tempo di un'oratura o di un'oralitura, di una tradizione orale che a poco barcaia verso la scrittura, quindi il XIX. Dopo ho scelto qui a determinazioni di Angelo Pomonti in Nasotesa, una mica troppo un rivarenti, Jean-Guy Talamoni parla, no, di Jean-Guy Talamoni che parla di primo riacquisto e Angelo Pomonti parla di pre-riacquisto. E senteso di non rinascita, dunque vedete un periodo tra Santo Casanova in 96 e a prima guerra, dopo a scaduta di un cursissimo che si travala per via di un sospetto verso l'italofilia o il fascismo e tanto entriamo in un periodo appena biotto tra il 40 e il 50 e poi dopo una generazione invecchiata, ripide appena fiato e con Montesi entriamo in questo periodo di tra 50 e 74 che Giacomo Thier un giorno ci ha proposto la parola di letteratura di un mantenimento. Ciò che faccia un meno dibattito finalmente oggi è un riacquisto, benché non sappiamo mica troppo quando arrestarlo. Fin tanto che posso dire che si è firmato, non la so, ci sarà forse un elemento di dibattito, ma a me mi pare che il periodo che i nazionalisti si sono tazzati e tombi traditi ha marcato quantunque un principio di lusera. Benché quantunque i primi elementi di neorealismo giungono Nancy, penso al romanzo di Jacopo Thier, a Fontana Altea in 89. Allora, di nuovo punti di interrogazione in un periodo che viene dopo, un post-riacquisto, ce n'era un primo, ce n'è un post, ma quantunque ciò che mi scomoda appena in questa maniera di guardare le cose è che giremmo intorno a un riacquisto e mi pare mica una buona in termini di riconoscenza di una scuola o di un movimento o di un'articolazione storica che è appena di fresco, abbiamo quantunque una difficoltà a identificare le cose. In tutti i casi, ciò che si passa in suo periodo dopo il 90, partendo da qui all'ingrosso, di una crescita, una divizia di produzioni in letteratura e in cultura di modo generale, un elemento di neorealismo legato a un certo disincanto, una certa dilusera, e poi una Corsica che s'apre di più in più in un mondo, in un Mediterraneo, e c'è sempre da domandarsi ciò che è la letteratura corsa. Dunque, una prima proposta che ho fatto io, e poi dopo è nata tesa importante, la letteratura d'espressione corsa entre provincialisme, politique e modernità, di Angelo Pomonti, sostenuta in 2000 di sicuro, e che ha ripreso appena a fittera qui, che è marcata per la letterarizzazione di un dialetto. Io parlo di oralitura che barca verso a letteratura, ciò che si legge, dunque ciò che si scrive, e da un cammino inverso, dici che la letterarizzazione è un cammino, un progresso in la ma un cammino in tutti i casi. L'apertura di un campo letterario e che mette qui tra 96 Santo Casanova e l'articolazione di Santo Casanova pare che quantunque fermi come stabili in la storiografia che costruiamo ora. E poi il pre-riacquisto. E
una conferma di un certo conservatismo etnografico in degli anni, tra gli anni 45 e 70, con un mantenimento, e poi un riacquisto. Bon, qui di noi identifichiamo a Pomonti una vetta di una bella ventina d'anni, una sosside pertinenti, ma in tutti i casi avrà staliera di storia è qualcosa che si costruisce e forza che sarà stabilizzata odio domani da quelli che sono interessati in primi, venerdì gli insegnanti di liceo, che a un momento dato costruiranno e usò la gare de Michard, vedo sempre questa riferenza qui appena anzianotta, ma mi pare che il 16e, ecco, dunque, abbiamo quantunque qualcosa da rendere in pedagogia che s'appiccica a quantunque un'idea di lingua, un'idea di cultura, di letteratura, scuole, così, movimenti e tutto che mi pare che la tesa di Beaumonti ha marcato un passo maggiore, ma ferma quantunque un cantiere abbastanza aperto. Ecco, guardiamo appena di noi come si costruisce la letteratura, la cultura attraverso l'antologizzazione, che è una dimarca assai costruttivista, assai elaborazionista. E qui sappiamo che c'è una mansa. C'è roba in termini di tratti che sono nati in dei momenti di storia della lingua corsa di questi due secoli. C'è i viaggi, bon, mancherà roba, sicuramente, ma per andare alla furia c'è i viaggi che ci propone una prima antologia in 4 volumi e a testimonianza di aggiunto i viaggi importanti perché ci ha arrivato 20 anni di corsismo, dunque un testimone abbastanza mi ricordo sapere quando abbiamo comprato 20 anni di corsismo a scuola normale e l'abbiamo letto e sfogliato di una cronaca magnifica, importantissima, assai lirica, assai indiata, assai ideologica, ma da un punto di vista di contenuti tremenda. Ma i Viagrocci, grandi testimoni, dunque ci arriva di noi un'antologia che marca d'altronde un'idea di ciò che è la letteratura, posto che ricorda a un ladino, ricorda a un toscano, e dunque l'idea portata dai Viagrocci è un'idea di letteratura corsa che non è mica solo in corso. Ci arriva poco francese, a avuto conceda, ma a tempo arriva di nuovo il concetto di una letteratura corsa che sarebbe plurilingua e Marco Biancarelli, per esempio, mi ricordo di una cronaca non so più se in dei vai victis o uno di raccolti di cronache, faceva ricordare la letteratura corsa a Giovanni della Grossa. Dunque, diceva, il cronacore Giovanni della Grossa è il primo che arriva a già una letteratura corsa con le cronache. Dunque, a marca qui ci mette in dibattito di ciò che ci porta a guardare in una storia, in una cultura. Matteo Ceccaldi, di noi, ricordi di scuola normale, non so mica se hai reso l'antologia della letteratura corse che hai già poi nella biblioteca della scuola normale. Ma in tutti i casi Matteo Ceccaldi in 73 ci arriva quantunque una somma magnifica di tutto ciò che è stato fatto in un pre-riacquisto, in un momento di rinascita. E per opzione, posso palisare. E ti ha aiutato a fare una canzone. Vai pure. Aspetta, ti metto un microfono perché... No, perché ha registrato.
No, dico, parliamo di Via Groce di Matteo Cecaldi, quando andiamo a messa a Sarruchello con Monsignor Giugelli, nel 78, 79, a Facano, gli agenti di Via Groce, e Matteo Cecaldi a legge Vangelo, faceva una lettura tra noi, e si dedicava a una sacrestia con Monsignor, come in corso nel boia, si dazzano da Via Groce a Matteo Cecaldi. Dunque l'abbiamo conosciuti. Dunque, Matteo Cecaldi, importantissimo perché ci rega una sintesi, una scelta di testi che sono nati in anni 20 e a conseguenza positiva di Santologia e che ha dato su manuali qui, su sa somma qui, perché è un librone quantunque, ci ha dato per i primi corsi di corso, buscavamo testi, si buscava anche testi di canzoni, qualcosa di importante, a memorializzazione, a patrimonializzazione, giusto appunto di l'affare, pur con sa piccola edizione qui, in dei Klingsik, mi ricordo, l'editore, è stato un mondo importante. Dopo è nato in 77, nasce il CRDP in Corsica, e tanto nascono i primi manuali e Sforzini, Fazzi, ce n'era tre, Alfonsi. Sforzini e Fazzi, erano due soli. Mi pare che c'era Alfonsi di no. Si due qui dunque Andrea Vazzi, un missiao di un nostro collega, e Sforzini ci hanno portato, tirato dall'antologia di Cecaldi, un corso in liceo con testi noi di noi che arrivati dai primi passi di Rigiro, che era nato in 74, Rigiro, rivista letteraria. E poi dopo, con la nascita di UCRDP, l'affare è da sviluppare e c'è da nascere tutta un'impossessera didattica con un'epoca di produzione. Gian Guido Talamoni ci rega di noi una raccolta antologica che è qui, antologia bislingua di letteratura corsa, che è una scelta di noi di testi pubblicati in DDCL. E aspettiamo, allora abbiamo avuto Giuliano Mattei arriva dopo mezzogiorno che mi ha detto che a noi antologia aveva da esce di dicembre che aveva 2020 che Guido Firoloni era pronto e che Albiana pubblicava a noi antologia di letteratura corsa e qui avremo una somma quantunque importante, penso che sia una stonda prevista per presentarla. Ecco dunque, tutto in corso, ecco. Con un apparecchio critico abbastanza fornito di noi. Ecco. Dunque, secondo punto, una messa in prospettiva che era un punto appena antologico, legato assai a letteratura. Come identificare la letteratura e metterla in criteri per rapporto a una lingua minorata. Infatti ciò che va a proporre qui è una sintesi rapida di una comunicazione che ha fatto qualche anno fa e che ha già scritto da più o meno qui e là in articoli, ma c'è stato quantunque un sguardo a ciò che facciamo da scrittori e abbiamo davanti un piccolo giro qui in l'identificazione. Primo elemento qui mi pare interessante di guardare questa infilarata di criteri qui allistinati da Pasquale Ottavi e chi dice che c'è una mancanza di unanimità in quanto ai finalità di una produzione. Dunque, bon, qui ça da più o meno è un criterio che può essere rassicurante, ma di noi inquietarci da un punto di vista di un progetto collettivo che noi ci possiamo dare attraverso una letteratura. Una presenza massiccia di un bar letterario, qui è una critica di ciò che si produceva a un momento dato, penso che la critica vale di meno, di sicuro sempre il peso della poesia. Allora, il peso della poesia è una critica che nasce da Rigiro di noi, mi ricordo questa cronaca di Domenico Antonio Geronimi, poesia sì,
ma prosa boline più. Dirà poesia sì, ma prosa boline più. Era così chi era dato l'affare. E dunque, un criterio di un'ipertrofia di produzioni da banda poetica e soprattutto da banda poetica tradizionale può essere percepito a un momento dato come un criterio di minorazione. Troppo poesia e mica abbastanza prosa e prosa fattuali e ricaschiamo quantunque in i criteri di elaborazione quando c'è mancanza di una certa prosa che attrazza la lingua. Ricorrenza di tema che riferisce a una certa confidenzialità di comunicazione tra settori e lettori consapevoli, neologismo italiano qui. Bon, qui di noi attenti a forza un'esiguità, cioè critica inesiguità di François Paré qui e qualcosa d'appena troppo confidenziale, troppo liato a Corsica, a paesi, a un microcosmo campato che arrega una capiscitura che un po' mica spardiasi troppo. Bon, qui io di nuovo ho un'idea, ma ne potremo discutere. Difficoltà a bindi e convince un vero letterato in degli anni che la francizzazione fa i progressi maggiori in quella scolarizzazione, di bullezza di un letterato, criterio permanenti e sempre oggi appena inquietanti. Ma boh, si può dire forza di noi, di letteratura in generale, faccio appena in anticipo di ciò che potrà dire Giacomo. Scusetti. Effetti integratori di un primo conflitto mondiale e lo sbilancio di economia con la sodivizia di impieghi. Allora, che forse riferente a un mantenimento con gente come Ignazio Colombani o Giuseppe Bonavita che hanno menturato, sono voltati in un cimitero di elefanti a arrivare una roba che era firmata, inchiustrata in dei ammenti di acetidina e forza che ha dato un immaginario appena stretto che arriva una critica. E questi primi qui una rivista importante che è nutrita dico perché ci ho partecipato anche io. Da aprile 98 in rivista Messaggera, ripresa tanto da Albiana, mi hanno domandato sguardi in la letteratura e espressioni corse, un po' che hanno partecipato qui. E Gian Maria Righi cita José Gilles qui in un sguardo nella letteratura. Et ce qui m'a intéressé, c'est une littérature tellement intégrée à la société où elle est produite qu'elle est incapable de détachement et d'ironie par rapport à elle et par conséquent d'accéder à l'universalité. Donc, proposito tremendo, che ci mette quantunque in accusa di rimpiego non sé, ma che è tirata dall'antropologo José Gilles, che ha particolarmente lavorato nella Corsica tempi fa, e che sarebbe a letteratura portoghese fino a che nasce un autore maggiore in letteratura portoghese, Pessoa, ma forse che qui di noi sono nati gli autori che ne aspettiamo per avere quantunque un'emancipazione di petto a una capacità di staccamento e di ironia in sé. Penso che possiamo arrivare ai proi in 448 qui, che questa capacità è acquista con parecchi autori, ne riparleremo dopo se volete. Due parole di non nella criterizzazione di un mantenimento. Un mantenimento è qualcosa che è stato descritto di noi da François Paré per le minorità canadiane e francesi in Ontario. Qui ha messo un ritaglio di Rigordi, di Ignazio Colombani, dunque un valore memoriale, un valore etnografico, un'espressione marcata dall'angoscia di perdita, di morti culturali, ben a dire che la persona scrive per a un momento dato lascia una stampa, ma a tempo, voglio dire, per chi ci ha essere di noi appena ottimisti,
quando noi guardiamo testi di questa qualità, ci diamo che abbiamo qualche rivarenza di prima trinca in quanto alla letteratura. D'altronde, per aver ragionato di noi con gli anni 70, per esempio, Diago Mutier ci confermerà, ma mi diceva che all'epoca i rivarenti di a squadra di 70 di Rigiro erano quantunque Antonio Troiani o Ignazio Colombani per la qualità di suoi testi o manco da Gacciani a qualità di vocabolario. Se non gli dimmo l'ultimo paragrafo, dopo fatto li due iasse, una ad ogni capo, l'annuravamo e a poco nascia questa fila. I più aggalabati, dopo aver spaccato un tre di lungo a cordina e fatto così 3 strisciarelle, l'intricciavamo strette e regolari. 2 o 3 di queste cordine intricciate davano a questa fila un tono ricco, quasi a paro a quelli compradici. D'accordo, c'è un vocabolario, c'è volontà di mantenere. Ma quantunque ce ne fosse pure una manata oggi con questa qualità di lingua e ce la accordassi in sto fatto qui. Benché un po' basta a fare una letteratura di qualità. Allora, terzo punto promesso, una trasposizione a canto. Tutto ciò che si può dire di letteratura si potrà dire di canto. Ci manca Patrizia qui e poi Ciularia che un musicologo si impegna appena nanta silenzi qui. Io ho identificato quantunque un'epoca di vetti così. Un ritratto qui, cosa avete? Un ritratto. Die? Balagna. Non è mica Pedralba, no, non è mica un ritratto di vostro. Ah, d'accordo. I Gaderi, d'accordo. Canti popolari. Farò passare una diapositiva di Farando Ettore giusto dopo, che un passo tra di Salvatore Viali, di un cerchio di Salvatore Viali, tra il 1817 e il 1850 è molto importante, nella misura che c'è una riconoscenza di un patrimonio, una riconoscenza di un corpus che marca l'anteriorità della cultura corsa attraverso il canto, che non si può mica staccare dalla letteratura, non possiamo mica staccare tanto il verso, non possiamo mica disciuplicare il verso. C'è una lea tra canto e parola che fa nascere una raccolta scritta tanto, ma trascritta di petto a tradizioni orali. Ma c'è quantunque un aspetto ontologico molto importante in della conservazione. Dunque, chi dà dopo ciò che si può chiamare l'oralitura, con gente come Monsignore della Foata, chi per far passare i scritti da un'epoca di canti, di canzoni come a Nana Liu Bambino o a Rustadia. E a questo momento qui canto e letteratura non si può mica spiccare. C'è una certa incertezza linguistica, la dia illustrata di noi, e poi dopo, a poco, vediamo a spiccanza apparisce tra i paroli e la musica, la giù missi negli anni 20, ne abbiamo riparlare, e poi l'importanza di a patrimonializzazione qui, la giù messa in una persona simbolica come Quilici che fa i suoi raccolti, e a tempo c'è un tempo di un cabaret che da più o meno oggi può essere considerato torna come un momento importante culturale, allora che era stato appena disprezzato e anche condannato, mi ricordo di Sumeri Castrati, di Diamadialesi, no, di Ganta, era gli stesso all'epoca. Per rapporto a sti ganti qui, ma oggi l'affare è in via di cambiare e ritroviamo di noi, e per cui su Gadio Missu ne riparleremo. C'è un rino di noi di a monografia, viene a dire a Brama di Riguara,
andando a utaremo un po' calusu Felice Quilici, andando a utaremo e riguarda roba che nasce da un paese. Penso in particolare a raccolta fatta in corsa da Jean-Luc Luciani, che ha un successo che forse in teoria questo in degli anni 80 non aveva mica avuto. E oggi c'è qualcosa che piccia qui, in questo bisogno di riacquistare, ne parleremo. Tempi va di Lucioni, di noi. C'è qualcosa qui da considerare. E qui di noi, un amico, un libro di Jean-Luc Luciani, è una raccolta pubblicata in dei piazzola di quanti di tradizioni orali che sono stati giusto appunto o è fondo di Quilici che ha beneficiato di una trascrizione e una traduzione di ben di John Terra Morocchi, forse la sua ultima faccenda letteraria prima di lasciarci. Allora, per Bultana su piano qui l'importanza, vi leggo l'ultima frasata qui di Ferrando Ettori in Deo Memorial. À partir de 43, les rééditions successives et augmentées du corpus de 35, 43, 47, 55, 76, donc c'è una vera vitalità, substitueront les mots canti popolari a canzoni contadinesche. L'importanza qualitativa est maggiore, marquant ainsi, ça qui est important, marquant ainsi l'accession des bogeri, lamenti et nane à la dignité littéraire. Da canzoni contadinesche, bene di paesane, passiamo a canti popolari. E Ettori ci va a rimarcare l'importanza di su passo qui e di su momento di patrimonializzazione. A tempo parlavo prima di una certa incertezza, di una certa fusione tra Uerzu, tra lo scritto e la musica, tra lo scritto e il canto, e poi questa incertezza qui, questa fusione qui, funziona di noi per rapporto alla qualità della lingua. Che lingua parliamo, che lingua cantiamo. E qui abbiamo fatto una specie di fondamenti di l'esemplificazione di ciò che è la lingua corsa, che è qualcosa di impossibile a vincere, a mettere in frontiera qui, a circonscrivere. E l'esempio trovo qui, per esempio, in delle composizioni che dovevano Giovanni Simoni, un figareso di nostri luoghi in Dio, Giovanni Simoni di Tuppicone, maestro di scuola, che è stato acculturato all'italiano, a sua scrittura italiana, e che scontra a Giancameddo Nicolai, che è un vero bandito d'onore, e scrive isolamento conosciuto e cantato e tracantato tra Chiosi e poi mondo altri. Dunque si vede qui un testo che è scritto ammentato e che entra in delle tradizioni orali e che tiene poco conto finalmente di varietà di lingua. Del mio palazzo coperto a verde fronde, qui è il testo originale dato da Piccono, e poi i varie trascrizioni a maniera di portare il canto, che ci fa infatti un'inchiesta in della maniera di pronunciare il canto. Io dal mio palazzo coperto a verdi frondi, sulla tasciana niente si nascondi, vigu carbine li via, vigu porti vecchie l'onda, meditando a caso mia, a memoria si confondi. Buona, ve ne dico che Sutanacci, per più parti, ma in Corsi Casana, hanno dato sa lingua qui di principio entra in una continuità che non marca mica frontiera e che finalmente si scrive in l'oralità, che è una maniera di concepire la lingua che è molto interessante di noi. Sarà un arcaismo questa maniera di pensare la lingua o una modernità? E io dico che finalmente può diventare, torna una modernità.
Il passaggio, ne abbiamo parlato innanzi, a concettualizzazione di Ugantu, per esempio qui, franchiamo un passo in dell'anni o in XX secolo e vediamo musique de Théo Lacuire, parole di Pedro Lega. Dunque c'è la produzione poetica di anni 20 che si mette a servizio di a canzone, nasce l'idea di canzone, nasce l'idea di autori, componitori. Allora chi Nancy non esistia mica, l'autore non si scriveva mica assieme e poi il canto era dato a variazioni di a tradizioni orali. Pierre Lega, Théo Lacuire che hanno dato quantunque standard come Titengu Gara che è cantata sempre oggi, ma entriamo in un'altra vetta di tempo qui per rapportare a musica tradizionale e che ci ha adesso marcata da il consumerismo di Ugantu, il fatto di passare in un disco, il fatto di passare in una scena, di cambiare luoghi, canti di ribiera, canti di traguardo, tutta la frastagliera che era stata proposta da Germana e Zerbi, qui si rompe appena per dare un'altra idea di consumerismo e a consumazione di un canto. Franchiamo un passo qui. Altre evoluzioni è che qui di noi, per esempio, ritroviamo di noi l'idea che il canto è letteratura, allora chi poteva essere percepito a un momento dato come un genere appena minore per rapporto alla poesia e qui vediamo che passiamo dall'inno e un canto indiato a un'idea più nuotrice che fa che voltiamo al fatto che il canto può interpretare il poema a condizioni di impossessarselo, anche se il poema non è mica previsto per il canto. Dunque c'è una maniera di percepire cose qui per rapporto giusto appunto a questa idea di un testo, a musica e tutto questo, che è una riabilitazione forza di l'idea intricciata di un canto a uso greco, in dell'accezione greca di l'affare. Allora, qui di noi passiamo in una vetta che culturalmente adesso proprio una rivoluzione a tutti i livelli. Qui volto a un'idea più sistemica di cultura attraverso a 80 che ci ha dato un'illustrazione di lingua corsa, che fa una sintesi di tutto ciò che si è fatto di noi, sintesi ortografica con intricciate cambiarini nel 71, scegliamo quantunque una scrittura che si appoggia da poi il 1817 nei primi gravi liati a Salvatore Viali e poi a poco si costruisce qualcosa nei secoli e questa sintesi qui è fatta da Geronimi e Marchetti per proporre qualcosa che accontenta appena l'insieme di Corsica e che ferma quantunque fida ai primi passi di scrittura, contrariamente ad altri proposti, penso a Albertini, che metteva in onda piuttosto una maniera provenzale di scrivere la lingua che non ha manca appena avuto successo all'epoca. C'è un'esitazione, ma l'affare si stabilizza quantunque con i 70. Dunque, a traziera ortografica, primi passi didattici, non è mica arrivati di sicuro tutta la conferenza di l'altra volta con a mossa dell'insegnamento che nasce all'ingrosso in dei principi degli anni 70, scuola corsa appena nata, sulla federazione in 69, 73 Fontanet, il ministro già dà la possibilità di pigliare il corso ubacco e poi in 74 di a stesa di legge d'Exxon a Corsica e a lingua corsa. Dopo nascono l'associ come la DESEC che regano quantunque un lavoro di scrittura e di neologia importanti e poi prima università di stati che sono luoghi qui in corti importantissimi
per mettere i primi rivendicazioni di avere un'università, ma di no, dando a pro a chi i disciplini possono nascere, a storia, geografia, a lingua, linguistica, eccetera, eccetera. Dunque, qui di no, usa per si mette in corsitu, usa per sa rega e poi abbiamo bisogno di un'università per poterlo sviluppare. Ciò che noi cerchiamo di fare da poi una quarantina d'anni. O teatro, allora forse a debolezza di su proposito qui oggi, non ha mica sviluppato come peruganto i vari vetti che potrebbero mettere in tappi o teatro in a storia, potremmo farci ricordare a battere la pesca e poi andare verso il teatro di Notini che marca un passo in gli anni 20-40 e poi ripresi fino agli anni 70. Gianetto Notini, quanto a me, o sapesse, è morto, eravamo qui in corti, 84-85. Eravamo qui studianti, 84-85. Gianetto Notini, mi ricordo che Giuseppe era raccontato a fargli una visita. Era i suoi ultimi respiri. Dunque, e poi su teatro conosci che avvia di elaborazione letteraria un certo sboro in anni 70 che ha marcato qui il teatro paesano che l'idea di un teatro popolare, un teatro povero per ripiare a formula consacrata da Tognotti qui, appoggiandosi in il maestro di Tognotti. Diera? No, mica Jack Lang, quello che ha dato sul teatro di Uboro. Grotowski. Ti ringrazio, mi era scappata la parola. Dunque, per la comunicazione, Grotowski che dà su modello di teatro, che sviluppa negli anni 70 con un certo successo, in piena indiatura e di sicuro, ma di no, primi passi con altri autori, Domenico Antonio Geronimi, Giacomo Mutiera, abbastanza in furia di non in opera teatrali. Mi ne scordo parecchi, ma in tutti i casi un certo appiena che c'è stata a livello di letteratura integra quantunque una via teatrale importantissima, ma ci sono i testi non tacque Marie-Jeanne Nicoli in un memorial o Pomonti in la sua ultima tesi, in la sua tesi, scusate, ma in il suo ultimo articolo di no che verrà a parlare qui. Quanto al popolo corso, fenomeno importante, importantissimo in le emulazioni, un fatto di andare a città in la letteratura e di dare testi di autori importanti nati da una generazione nuova, cioè pensare che la generazione di Amouvra e di l'anno corso era invitata e poi smarrita e che ciò che Ettore ha chiamato un miracolo di 70 è nato qui e fra l'altro c'è sa dimarca qui di canto al popolo corso eri oggi e domani che ha ad avere un successo maggiore, che ha ad avere un'importanza maggiore. O politico con l'ecologia e la politica che si mischiano e poi di sicuro un momento maggiore che in 75 l'avvenimento d'Aleria che marca la nascita di un nazionalismo radicato che giungerà in 2015 a essa a responsabilità di a collettività di Corsica. E come abbiamo messo di noi qualche ritratto di rivisti come Rigiro. Allora, mi pare che è uno degli ultimi punti, vorrei va una piccola vocale in ciò che si è passato dopo il riacquisto. E poi guarda appena un esempio di ciò che può costituire a mia idea una certa delusione
che marcaria una maniera di essere più neorealisti o naturalisti, forse che il fenomeno del XIX secolo in letteratura e cultura francese si può trasporre qui, posto che può toccare di noi l'arte plastica e la cultura di modo generale. Allora, neorealismo, disincanto, indicatori di una modernità. Penso che siamo passati, e con una prima modellizzazione, penso che siamo passati da una cultura, una letteratura di acciugolezza, di l'esiguità, a una cultura più aperta, più contigua, che è qui identificata, ma di noi aperta. E dunque qui è una riverenza a François Paré. E sa maniera di concepire le cose ci permette di fare un piccolo gioco di parole, qui c'è Rigiro e Bonanno, ma si passa da un reattivo, penso che fino agli anni 70 e anche 70 può essere una maniera di reagire, un apparecchio di legittimazione, una difesa della lingua corsa, un'illustrazione della lingua corsa, eccetera. Dunque, eravamo quantunque in della reattività per rapporto a una situazione assai difficile. Ci siamo sempre, ma nel frattempo penso che siamo passati a una creatività, a una positività di petta a coscienza di l'esiguità. E dunque il progetto è quantunque aperto, plurilinguismo, Mediterraneo, Europa, lingua corsa, lingua di creazione, lingua di un cittadino. Il progetto quantunque è affirmato, penso che si può intendere in dell'idea che il nazionalismo ha vinto la battaglia delle idee. Mi pare che il y a appena questa realtà qui che si può simbolizzare qui con sa passata da un reattivo a un creativo. Vedete che si gioca una lettera qui, creatif, reactif, creatif, di un anagramma. Allora, per modellizzare appena tutto questo, c'è un modello che ho insegnato al mondo e ne ho parlato assai, ma bon, sempre interessante di metterlo qui all'idea. Sa mossa qui l'ho identificata appena con un po' di criteri, che ne manca appena, l'affare non manca appena esaustivo. Dunque, identità e riconoscenza passa a un'identità e poi un'ipseità, o senso di ricchezza, viene a dire una riconoscenza dell'altro, in sa mossa qui. Un'indiatura par da e par la lingua corsa che va verso la creazione, a sola lingua non basta più. Oggi con tu me. Ciò che conta è la lingua in un progetto di società. Ciò che conta è la lingua in un progetto di diversità e di una maniera di pensare al mondo. Ciò che conta è una società bislingua più che una società che salva la lingua corsa. Bon, non è mica una maniera di dire che non c'è mica salvare e promuovere la lingua corsa, ma una maniera di dire che l'indiatura da e para lingua corsa, questa specie di cruciata qui, di santa cruciata per ripetere i termini di Montesi, è mutata. Da difesa si passa alla vinzione all'autocritica, dall'illustrazione a un spazio polinomico, dall'individuazione sempre a un spazio polinomico ma più largo. Da distanza si passa a un franca di adiglussia e un'integrazione e tutto questo travranca un spazio multidialettale, per essere un spazio plurilingue integrato e comune e dall'ideologia di glossica si passa a una conoscenza di un pericolo e a patologia di adiglussia a una curata e a un'identificazione salutifera, rimando di nuovo ai travagli di Romano Colonna qui che ne ha parlato il mondo nei isoscritti. Allora, bon,
andare verso quest'idea di disincanto si volta di noi nanta usitanta che costituisce quantunque una vera rompitura e un progetto estetico, una diglussia e un mantenimento da franca, scuola indiatura, tutto che marca bene quantunque a l'indiatura di usitanta, ma quantunque ci sono passi che si francano a poco e quando noi mettiamo appena un sguardo appena più stretto in ciò che si è passato, vediamo quantunque che un bel abrio, un bello slancio di un riacquisto, quantunque si sbrigioliglia nanta i scodi di l'anni 90, di l'evoluzione, di la nascita dell'università, di l'accrescimento di un sguardo critico e poi di un rivelatore di ciò che è finalmente la persona che porta un riacquisto a un momento dato. E ci vediamo che un riacquisto è assai diverso e poi anche conflittuale. Posto che abbiamo una via qui portata che io identifico in giro a Giacomo Tier, ma va al di là, i polinomisti, gli elaborazionisti. A un momento dato l'università ha concentrato una massa di critici che sono stati marcati da una certa diversità. Giacomo Giacchi Biancarelli che ricusa l'ortografia di Usitanta e che dice no, io aiuto a scrivere come scrivo io e porta una poesia tremenda, d'accordo, ma c'è quantunque un ricuso. Ma al limite Giacomo Biancarelli un'era mica da un principio in l'idea di un riacquisto. Ha marcato una distanza proprio interessante d'altronde. Se noi prendiamo i primi poemi iniziali, l'idea in un bislinguismo e l'idea in un'idea di poesia assai a parte. Ma se noi figliuliamo Marchetti volta i principi ortografici e volta in 89 con la corsofonia in idioma la mer marca quantunque una critica maggiore di ciò che lui ha sostenuto in Usitanta, ma di no di l'indiatori presi in sociolinguistica e va fino a criticare il principio stesso di lingua corsa. C'è un capitolo, è una Bibbia per me, a parecchi lati, per la sua erudizione di una banda, ma di no per guardare appena come funziona un'ideologia che si palesa a Vini e voltiamo quantunque a una certa italofilia, un avvicinamento che ci sgomenta da parte di uno dei pilastri di Usitanta. Franchi e all'ita di un duello di Vizzaona, conto sempre che io giovane studente domando a Giacomo Tier che va a affrontare Gian Giuseppe Franchi a Buca di Vizzaona, vedete appena a che punto ne eravamo giunti. Me ne dice che un giorno è stato organizzato un duello che è stato trascritto in dei giro. E tanto domando a Giacomo Tier quali arma hai da porgere di petto a Gian Giuseppe Franchi, ma guardato e mi ha risposto umiliato. E qui direbbe Stalbadod, ma a tempo ci sono due idee di lingua qui, il genio interno e l'andano di lingua corsa, Franchi, e il progetto polinomico e meno aggrancato nella norma di a scuola dell'università di sociolinguistica. E qui c'è un intoppo, non so mica finalmente qual è chi ha ragione, ma in tutti i casi l'affare è palese, quantunque un'idea assai diversa e a causa di un duello verbale e in dell'amicizia, ma a un momento dato c'è voluto a confrontare l'idea di un'università con l'idea di un riacquisto che si sentiva attraverso Gian Giuseppe Franchi, quantunque
tradita da Uerzo che pidaia a scuola dell'università sul momento qui. Codi di no, intorno alle sezza, logo e popolo, s'idea di la radighera che evoluiva e che a un momento dato è giunta a dire che l'università aveva arruinato la lingua corsa. Bon. Ma quantunque in una filosofia che quantunque ferma interessantissima in un'ecologia di lingua, un'ecologia e un'idea di lingua portata da un popolo e una paesanità, a un senso più largo e corso di un termine, liata all'idea oggi portata da Jurek, fra altri, ma che a tempo è appena un peccato, s'oppone di noi, ma in un'altra maniera, a ciò che può dire l'università, che l'università non è mica un angelo, non è mica a parola giusta e definitiva, non è che a un momento dato una maniera di portare l'idea di lingua è insegnata così. Allora, per esempio, per parlare di Gotti, possiamo illustrare con queste due produzioni, Marcello Jurek, d'altronde, e allora, paradosso, Marcello Jurek è stato il primo aggregato con una giuria fatta solo d'universitari dell'Università di Gorti e di appena un dispetto di storia in questi casi qui. E la rivista Wally che non esiste più, ma che è stata molto interessante in questo tempo. Allora, una piccola vocale in s'idea di disincanto, siamo stati due a portare appena a tempo questa idea qui, e una conferenza che ha fatto qui Angelo Santo Pietrera e che ci ha detto che pare che il disincanto era una scuola. A scuola, giusto appunto, lì ha da s'idea in giro a Marco Biancarelli, l'idea di una dillusera, una critica sociale avanzata. Dunque, il Parito Disincanto è un gruppo di scrivani che hanno adottato una visione disincantata di Corsica, che nasce circa nel 2000, e io faccio ricordare appena più innanzi, fino ad ora sono una trentina d'opere, romanzi, novelle, e faccio ricordare di nuovo un concetto a Au désenchantement du monde di Max Weber, ciò che non è mica qualcosa di fattuale così, ma proprio attrazzato in della sua idea. Allora, i criteri, secondo, ad esempio, i diapositivi di Angelo Santo qui, parecchi termini, interrogare l'oggetto di questa scuola qui di disincanto è di interrogare la contemporaneità di Corsica, rimette in causa un ordine stabilito e uso bilancio e intraprende una sociologia di Corsica Odinca, ciò che si può concepire nel quadro di un neorealismo e uno sguardo più, assai meno indiato di sicuro e meno fantasimato di Corsica d'oggi e di domani. Per esempio, qui un'illustrazione che ha già arrivato qui è un giovane autore assai lodato da Marco Biancarelli, che si chiama Joseph Antonetti, che ha scritto questa raccolta di noi di qui, e dice Marco in Deuso Privazio, Antonetti écrit bien à une époque donnée la Corse du tourisme roi et de l'identité ramaché, donc vedete che a forza di i paroli di Marco Biancarelli, l'affare est chiaro. La voix que nous entendons en lisant Antonetti n'est pas celle d'un contempteur vaniteux, mais plutôt celle d'un enfant de son pays qui a grandi et s'est construit sans se renier à l'ombre d'immenses meurtrissures sociétali. Dunque, se noi cerchiamo qui una parola di riacquisto o la troviamo nella modernità, così no, l'idea di l'esaltazione, l'idea nazionale, l'idea di un popolo d'ava, eccetera, non apparisce più, ma al contrario di un sguardo che fa nella società e che arrega quantunque un ritorno assai pessimo, nero e crudeli, in qualche luogo crudeli, ma che riverisce a una certa realtà, sempre messa in finzione, perché non ci scordiamo mica che la letteratura è una bugia. Dunque, Pomonti mi cita qui per dire che l'identificazione di
l'identificazione di una certa evoluzione troviamo in della produzione di i concorsi di numeri che abbiamo portato con il centro culturale, non ricordo più, saremmo stati in principi degli anni 90. E poi ecco, questo è un strato di azotesa. E si avviati qui troviamo un po' di tutto, ma noi interessantissimi che cominciano qui, realisme cru, ottavi, mari détonné, causticité, tonalité qui fera bientôt école, on rejoindra le préfacier, malgré quelques ressassages, Abiyad et apporte bien et bien sa pierre consciente et substantielle à l'édifice de l'élaboration littéraire corse. Dunque, c'è roba qui che comincia a dare un'idea di ciò che può essere la letteratura corsa più avanzata. Allora, ho preso qualche esempio, guardo l'ora se mi faccio mica... l'affare passa. Dunque, di andare verso Avini. Tre elementi illustrazioni, perché io disincanto mi è piaciuto, ho fatto un articolo in antacque, mi è piaciuto a marcarlo da un testo. Ve ne dico che a un momento dato scelgo un po' di strati e li metto sotto una realtà, un'unità che mi pare significativa. Il disincanto per me è questo, è un elemento di un cammino di letteratura corsa. E qui ho chiappo tre strati, in De Pasquale Ottavi, immagina di un pastore, partendo dal fatto che un pastore è un elemento maggiore, una figura maggiore di un riacquisto, l'Alta Strada, la mia colomba messaggera, Culu Capradio e Uzitedo, un pastore Capradio. L'idea di l'esaltazione di una figura che rappresenta a un momento dato l'autenticità, a sputighezza, a corsica di indrinto, a storia, a mossa, il percorso. L'idea di un pastore in Corsica è un'idea assai idealizzata, a giusto titolo quantunque. Non ho mica di male di pastori qui, perché è capace di litigare certi. Allora, se noi prendiamo una novità come Una vita di Pasquale Ottavi, finalmente il pastore finisce, dopo avere una vita assai interessante in montagna, eccetera, finisce a ritirare in pensione così e muore in piaggia, in un piccolo cabanò, di un infarto. Dunque, Pasquale Ottavi ci mostra quantunque che finalmente il pastore non è mica steroi che sa avere una vita sana e che finisce in una montagna, ma che disgraziosamente, finalmente, finisce appena solo con un sguardo assai realista. E marca una realtà sociale. Marco Biancarelli è un passo di Mansueto, che è forse un passo più conosciuto di Murtorio oggi. A morte di Mansueto è una amicizia, è una violenza maggiore. Questa violenza qui marca a morte di una società tradizionale, perché il pastore è preso a più lati da una mansa di banditi che codano da piaggia, a piaggia è lecca, a montagna si muore per disertificazioni e finalmente a morte di Mansueto faccia affacca una violenza sociale. Ultima figura, motivo di un pastore, a morte di Lulu. Lulu era un intellettuale che campava in Parigi, a un momento dato si dice, aveva un pastore in Corsica, un fantasma così, aveva il paesi, aveva domandato sovvenzioni, poi aveva una vita nella natura, un fantasma ecologico. E tutti gli dicono, ma è bravo, ha un bel progetto e tutto, ma non c'è nessuno che ci crede. Dunque, Thier marca qui un'ipocrisia sociale, con un sguardo assai crudele in ciò che noi siamo. Ben a dire, incoraggiamo su Pinzuto, su mezzo che Pinzuto qui, a voltare in Corsica e poi dopo il tipo, per una vece lavata, pida e si lampa da un balcone e si sciaccia
in piano così e Lulu è morto così dall'ipocrisia sociale. Dunque, tre figure di un pastore, quello che volta, quello che muore e quello che si fa tombare, che finalmente entrano in sa passata, s'idea di disincanto. Qui va giù messo i passi. Un uomo che è morto, non è di dia più un uomo, un universo spravondato, niente di inaccettevoli, e di dia un inublio, un universo spravondato, come chiddu un fossi mai esistuto, uentu, bufuliglia, inicimmi, lipina. Dunque, ciò che conta qui, un universo spravondato, o pastori che muore in queste condizioni qui. In de ottavi, sappia te con i benefici di un mestiere, con la meritirata agricola e con qualche piazzamento in banca che lui mi consiglia De Lorenzo, campo a poco preso, non c'è male, a mega pana in piaggia, è tornato a casa, ciccola chi vuole, o più i miei nipoteli si accaccia sempre minata e gli altri miei nipoti ali presto di noi se li mi domandano le chiavi. Una vita assai triviale finalmente, per un pastore finalmente un aspettiamo mica Savini qui. E Lulu, su Gorcio Lulu, chi aveva domandato, fatto si sta che Lulu parlava ore e ore di suoi progetti, di suo piano, di eso di marcia, la Camera dell'Agricoltura, in dei sindicati dell'agricoltura, in de tutte le direzioni che potevano aiutare a realizzare ciò che l'aveva pensato e almanaccato, secondo ciò che abbiamo potuto capire, sono stati una mansa di valsi in Cunello, e Lulu finisce per lampassi da un balcone, Paolo Filippi dice a sue presentazioni, parla di quello padabà su Lulu che si lampa qui, quelle narration tragique pourrait tolérer ce padabà. Pourtant, par sa trivialité, il vient hurler ce dont il rencontre la grisaille, le fatalisme, le désespoir d'une ironie qui les tient à distance, histoire sans doute d'éviter que le pathétique vienne prendre la pose dans l'écriture. Magnifica prosa di Paolo Filippi qui, in della sua presentazione, ma vedete di noi che i migi rappresentano s'idea di un'ipocrisia sociale e abbiamo tre figure, una scalata qui di un disincanto che è assai interessante nei noi indiatori. Passo appena nanta sa passata di Bomonti qui, passo appena non sta passata qui per andare più in furia, passo appena qui di noi per guardare appena ciò che si passa oggi. Allora, una letteratura, una cultura che si sparge appena in tutti i sensi, poi canto ne è appena gli stesso, o teatro conosce qualche difficoltà, a filmografia di noi in lingua corsa, parlo di lingua corsa qui, ma qui abbiamo qualche esempi appena tricatici qui, perché ci sono autori che nascono da ritrattati appena più lontano, ma autori noi come Jean-Yves Acquaviva o Gianluigi Moracchini aveva appena timpato posto che i miei anni, ma ci dite pure nomi Filippa Santoni, che è una scrittrice proprio interessante, che è una più lunga che veda a letteratura di usitante, che la fa ripartire appena in sensi che l'autore vuole, non c'è più veramente una scuola. Usboru a Divizia, qui ha scritto per esempio René Emanueli che dice che ceux qui survivent du naufrage ou périssent en 71, périssent chaque jour, les journaux hebdomadaires se démontent sur les doigts d'une seule main. En fait, seul Sébastien Dalceto réussit à entrer dans la catégorie de fiction littéraire pure, mais avec 2 romans, Pêche Anguille et encore 1 et demi, posto qui Fili Dado e Filimonda. E poi dopo l'affare cresce e oggi abbiamo prodotto assai di più romanzi, passo un'altra quista di noi. Allora, forse 2 secondi in i tematiche che sono accostati. A storia è assai frequentata, in da misura che abbiamo cresciuto a conoscenza di storia, dunque accresciamo la possibilità di tirare finzioni di storia.
Usucciali, ne abbiamo parlato, Jurek, Moracchini, Thier, Biancarelli, Desanti, Cinemonda, un fenomeno assai marcato. Allora, la letteratura per gioventù, mica tanto. O giallo, o polar, calchi pro, i comiti Moracchini, e poi di no, temi come l'amore, con un romanzo di Giacomoni, ma vedete che qui c'è una divisa assai importante. Elementi o ricorso alla storia. Allora, la guerra di 14-18 è un fenomeno assai marcato, di nuovo, non so mica per chi, ma è qualcosa che è sbucciato negli anni 2000 e che ha dato quantunque un rammento importante. Avvincioni è qui, un rapporto a Corsica sempre, ma ci può essere come in dei autori come Ferrari altre possibilità, o Ferrari oppure Benigni in America, per esempio. La poesia si porta sempre bene, con assai forme nuove. Ho destinato qui un'epoca di... Allora, qui la poesia di noi si sparge in del bislinguismo, assai testi tradotti, assai domande di traduzione da corso al francese o da francese al corso in varie antologie. E poi una poesia con Simeoni, Mambrini, Ristori, una poesia o Jean-Luc Luciani, si raccolti che vi parlai innanzi, che rinasce a poco. C'è un interesse nuovo con l'ultimo libro che ha fatto Angelo Wani Luciani, il zio di Saverio qui, che sarà presentato in de buona noa, che è una raccolta proprio interessante di noi da un punto di vista di un dì, un'improvvisata così, e una maniera di scrivere con la mente. Rammentiamo che Angelo Wani è cieco e che scrive con la mente e che dopo è trascritto. Di Francesco che trascrive, no? Ne uso nipoti che trascrive. E dunque, sa letteratura qui che conosce un certo rinnovo di interesse qui. I sconfini che mi piacciono sempre, a Corsica non finisce mica in Bonifacio, ma troviamo una continuità con l'isolano di Maddalena o con Gaduresu e poi di nuovo con le collaborazioni sardi catalani e con Malta, eccetera. È un'andatura che sempre muove, ma che ci vorrà a Montena. I scambi culturali qui con gli italiani, i scambi tra i rivisti, bon, affari sono appena più anzianotti, i nuovi autori qui, Filippa Santoni, Pasquale Baldovini e quello che vi ho presentato innanzi, Albertini e quello di Corsica Way of Life. Una letteratura in elaborazione, dunque conosciamo una ricchezza, una diversità che è marcata da una divizia che è assai sostenuta. Allora, il sostegno qui è palese, c'è una quantità che è legata a un politico, più si dà mezzi per editare, l'aiuto agli editori, a chiamare a scrivere, eccetera, eccetera, e più abbiamo roba, ma non basta mica sovvenzioni per fare, ma il fatto di dare i mezzi, giungiamo a questa considerazione qui, 15 maisons d'édition, 25% des productions rédigées en langue corse, environ 200 000 € alloués à l'Association des éditeurs de Corse. Bon, forse a chi l'affare in avrà tempo saranno anche cresciuti, ma sappiamo che ad ogni modo gli effetti di una politica a pro di una produzione di edizioni ci mettono in un sistema che si costruisce a poco, una modellizzazione così che finalmente tiene una certa coerenza in un progetto culturale collettivo. L'economia è marcata da una crescita di mezzi, UIVAM di produttori entrano in scuola, in formazione all'università
e poi di sicuro a pianificazione aiuta. Tutto che ci permette di passare da un reattivo a un creativo. Bon, i media, scuola, formazione e trasmissioni, un bastano mica, abbiamo bisogno di un sistema bilingue che sia più performante, tutto che andrà a trovare l'economia e di sicuro abbiamo bisogno di progetti strutturanti e di pianificazione linguistica per poter dare a su modello qui una forza che è principiata ma che ferma quantunque a certi lati in debolezza qui e là, dunque è qualcosa in cantiere, ma che quantunque si mette in onda da poi qualche anno dipende da ciò che si può vedere. Forse una parola di conclusione. Io ho identificato così la debolezza di un littorato, ma è legato giusto appunto agli effetti sistemici che non so ancora fa si senta a disposizione, allora a disposizione ho fatto dei testi in dei piattaforme, in dei luoghi così, ho destinato qualche B3C biblioteca, progetto dell'università, BU, biblioteca universitaria, forse un progetto che sarebbe c'è l'idea di una BNC, una Biblioteca Nazionale di Corsica, che un invento mica che è un'idea di politiche di oggi, ci sarebbe bisogno forse di un logo d'archivi, sappiamo che i due dipartimenti non ci sono più e che gli archivi sono diventati corsi territoriali e dunque ci sarebbe bisogno di un logo unico che sarebbe un fondo maggiore, un po' all'uso di un SIRDOC in Occitania, che sarebbe un logo maggiore di PUC, Presse Universitaire de Corse, i vemo qui, traduce come, quando, cosa, mantiene l'aiuto, ma mette la letteratura sotto perfusione non è mica una buona, dunque quali e chi aiuta e qui di noi lo sguardo non ciò che si aiuta, ciò che si promuove in termini critica e di sguardo non ciò che si fa. Dunque il dibattito è a parte, non ciò che si può dare a fare. In conclusione si può dire che la sfida culturale è rilevata, posto che in 50 anni i progressi sono stati maggiori tra ora e questo e oggi, in un procedimento lungo di storia, e che oggi siamo ai patti di una società nuova da costruire in giro a sfida culturale, che la sfida culturale è legata di nuovo a un modello di società, sia un modello legato a un consumerismo che tende verso la stessa cultura per tutti, o un etatismo che tende di nuovo non a una cultura per tutti, per due radio differenti. Allora che il contramodelli sarebbe una società in una federazione più larga che faccia a piazza e un luogo a lingua e a cultura corsa che si costruiscono a poco in un'unità ma in un'idea assai diversa di ciò che può essere una cultura e una lingua, posto che in un campo si idea di un campo in cui altre culture e altre lingue accanto e che staziona un comune diverso di quello che è pensato da una banda da un consumerismo e dall'altra da un'idea di un Stato che è assai uniformizzante. Ecco, ho intrigato appena, scusatemi, ma potremmo pedare 2 o 3 scambi insieme. Vi ringrazio. Reazioni, c'è un microfono a disposizione qui. Monsieur Biancarelli? No. Monsieur Di Meglio? Monsieur Colonna, oui, Monsieur Colonna. Appena cantato. Mi saluta a tutti. Così
Caccio appena maschera a ringraziare a lei, non vogliamo mica parlare primo, come so primo rango e chi parlavano in mobiliare o microfono tanto la duty a io a ringraziare faccio pro perché no faccio pro perché ma voglio dire pur e penso di intimo di quelli che si interessano a sfida culturale, a letteratura, pur se si conosce una situazione, un popolo, un luogo, a fine noi stessi nella nostra vita penso che noi abbiamo scelte nella nostra rappresentazione mentale e qui comunque abbiamo una cronologia che è soggettiva di sicuro, ma comunque una cronologia liberativa di chi chiaramente a chi ne eravamo non a chi ne siamo oggi e in due potremmo andare domani e io cito sempre Maremba spesso non è stato fatto qui non ho detto lui quando ho corso e oggi e domani mi pare che abbiamo un bel progetto qui dunque veramente questa cronologia a me mi ha fatto pro e vi ringrazio due riflessioni sono veramente riflessioni che più così che si meritaria probabilmente di sviluppare appena di più non teoria questo ci interroghiamo è vero che io quando sono giunto qui ai studi era già a 15 anni fa una domanda e sapeva o riacquisto quando è che lo comincia quando è che lo finisce mi si pare forse per aiutarci a risponderci che se noi diciamo che il riacquisto è finito a tal momento per via di tal cosa sottopone d'obbligo che c'è un altro periodo che s'apre. E il problema è che io ho l'impressione che noi parliamo sempre di un riacquisto come qualcosa che non si è mica liato a un'altra periodo. Se il riacquisto è finito, perché mica io non sono mica un ideologista di un riacquisto, ma finisce il riacquisto per dire che c'è qualcos'altro che s'apre. E tanto che sono tutti i criteri che noi pigliamo insieme, quale che è legittimo per pigliare questi criteri, chi sono i criteri per dire che le comincio e che le finito. Chi sono i criteri? E mi pare un criterio importante, non le dico mica perché ci ho partecipato a modo meglio, ma penso che politicamente l'accesso dei nazionalisti alle responsabilità politiche marca una tappa, questa è una, ma marca una tappa che va al di là di solo affare politico. E può darsi che all'ITA, più che all'ITA, tra i nazionalisti negli anni 94 può essere un criterio perché mica ci vorrebbe che no perché mica un giorno fa un giorno di studio un colloquio un coso così e con parecchiatori fa forse mica il lancio di un reagismo ma di aumentato chi sono i criteri per dire che è cominciato e chi sono i criteri per dire che è finito mi pare Gian Guido della Moni in tesa face a proposta di un pre-reacquisto ma ricordo che tutto il mondo non era mica consento per dire che c'era un pre-reacquisto e lei ha i suoi argomenti come a questa idea che a me mi piace assai un primo reacquisto pre-reacquisto e Pomonti esattamente dopo questa idea a che nasce dicendo che ci sarebbe una scuola di disincanto io passo mica sai ma a spesso tempo con Paolo De Santi mi dice senza inventa uso Paolo De Santi che ha vinto un premio poco fa di letteratura dunque è un attore quantunque importante dice io mi riconosco mica in una società descritta da Marco Biancarelli e da Jérôme Ferrar non è mica una società che campo e pur so di alla stessa generazione dunque si vede che da un autore a un altro è qualcosa da sei soggettivo e che è normale, ma ci tocca a noi molto più qui all'università di chi la fa sono soggettivi e chi i criteri sono scelti da certe persone o da altre persone. E questo mi pare importante. Insisto appena chi sono i criteri per dire che il riacquisto è finito e che lo comincia e ben a dire che periodo compariamo oggi. A me mi pare che la faccia appena più complesso di che c'era una periodo non so e un'altra, mi si pare che ci sono elementi di rompitura e di continuità che ci hanno interrogato e che se noi ci domandiamo sempre se noi siamo mica in un riacquisto, ben a dire che ci sono elementi di un riacquisto che non sono mica tanto finiti o che non hanno mica gumen o mica riusciti o che perché l'hanno riusciti che non vogliamo mantenere. Ma mi pare che un cosa forse, un'altra idea che il riacquisto e già o fatto di far emergere la lingua intanto che lingua
penso che la sfida maggiore è per la corsa a livello politico, sociale e culturale è di mantenere la lingua in tanto che lingua dipende dalla minaccia generale, non è più di farla emergere in tanto che lingua o progetto culturale, ma di questa creazione umana. A parte da un momento che c'è creazione, e ultima affare mi ha fatto pensare a quando ne avete parlato non so più a che livello. Io avevo pubblicato un libro dall'auto Odi, l'odio di se stesso, il disprezzo di se stesso, e avevo letto tanto Theodor Lessing, che era un filosofo tedesco del principio del XX secolo, che parlava di peta iudei, la far mi era piaciuta assai, è lui che introduce l'idea di autodisprezzo e palisava in dei sionisti due generazioni attraverso l'identità negativa che lui chiamava l'identità positiva e diceva che l'identità negativa era quella reattiva in reazione a e che l'identità positiva era che quando l'uomo fa la scelta d'essere di usò e metto su se segui un progetto e dandogli un'identità positiva che mi permette di sbarazzarmi di tutti gli altri impegni che mi pesano. Dunque forse interrogarci di pettori a questo di noi a un progetto culturale. Due riflessioni sono mica so che buone pensate. No, ma bomba in dello stesso senso. D'accordo con te, infatti tutto ciò che è proposto qui rileva di un'analisi che non è manca appena scientifica o che ci può soddisfare, di l'analisi tassinomica. La tassonomia, ben a dire, ha metta in categoria, dichiara che c'è una frontiera, dichiara che c'è un cursore qui che pianta un momento dato, di grida così l'articolazione di storia, non è che una concepitura che a un meglio è pedagogica e a un peggio è fantasimata o troppo soggettiva, che non ha una coscienza perfetta. Ma c'è un bisogno di noi pedagogico di avere appena rivarenze così, l'idea di un mantenimento proposta è avanzata bene e poi dà l'occasione di noi di identificare un po' di criteri. Allora, a piantata di un riacquisto, non tocca mica a me a dire, né a Pomonti, né a Tiera, né a Nîmes, di dire un riacquisto si è piantato qui o ne sappiamo altro. Ma forza che a un momento dato, a rombo, e da finisce per stabilire una vini di un riacquisto. E poi a me mi piace entrarci quantunque con il testo. I tre figure, ciò che è di più oggettivo qui sono i tre figure che ho presentato di Pietro Pastori. C'è qualcosa qui, c'è qualcosa che nasce con mica forza in 2000 con la scuola. D'altronde Marco Biancarelli non riconosce manca appena, come esempio, dice ma sta affare di disincanto a me non mi va manca appena. E in più Marco Biancarelli rivendica o fatto dessa qualche sia di ridancio, di d'apparto così, e di conviviale che non si riconosce mica in sa vista appena pessimista. Franco che a sua letteratura ha dato a strati così, possiamo mettere in sguardo con un'altra figura, eccetera, ciò che ha fatto per un pastore qui. Ciò che ha fatto per un pastore mi interesserebbe di vala appena di più e ha dato un testo può dire qualcosa, ma nella misura che tu scegli i testi, ma la scienza della letteratura è fatta così. No, penso che c'è qualcosa che nasce in fine degli anni 80, qualcosa che cominciamo forse ricordando fino al cimitero degli elefanti con Miguel Poli, e con una novella che ha fatto di noi che si chiama Zacameda o qualcosa così, che è la storia di una vecchia che si muore davanti alla sua televisione e bambola. Me ne dico che ha dato giusto appunto tutta questa società muore davanti a una televisione che arriva una immagine magnifica, belli paesaggi, sole in pieno inverno. Zacamela. E dunque si vede a poco che la letteratura si sgaggia dall'indiatura, ma anche in teoria questo ci può essere maniera di identificare forse testi di disincanto. Non è mica qualcosa di marcato così, e in tutti i casi il riacquisto è un'idea che fa il suo cammino
e a un momento dato, forse chi se noi pidiamo in tutto isolato di difesa, illustrazioni, esaltazioni, progetto, bon, da più o meno l'affare Biadia si mette in sistema e produciamo in un quadro letterario assai emancipato dall'idea giusto appunto di diglosia, di autodisprezzo, eccetera, eccetera. E qui nasce quantunque a vittoria di idee. Ma sono d'accordo con te, l'affare non è mica stabilito e forza chi a un momento dato, a chi che faccio un'antologia, vi daremo appena noi un'antologia come classifichiglia, una giù anche un'idea, ma sarà una curiosità di vedere appena come l'affare sono messi affetti e categorizzati, è proprio interessante. L'idea temporale, forse un via di amica che ci vorrà considerare forse l'insieme di testi e poi da un autore di anni 20 e metterlo con un altro. Mica Petrulega, per esempio, io classificheria in una letteratura assai etnografica, allora chi è un autore degli anni 90, eccetera. In quanto all'idea di reattività, creatività, ti ringrazio, non è mica rivarenza, ma è qualcosa che si dopo porta appena un frutto così che va in un senso di una conoscenza di procedimenti di ciò che si passa. Contentissimo. Yeah. C'hai un microfono? Yeah. No, ne ho poco a fare. No, io scubo. Ogni tanto tutto all'università per stare assente, perché è interessante. Perché questo, sono pochi passi qui, mi ci riconosco perché c'erano appena di noi. Ogni tanto ci randolavamo noi. No? Ma per tornare a fare di riacquisto, a Facca, ho cosciente di un riacquisto che c'era anche due forze, ne muoiono di tanto che era un riacquisto. Ma un riacquisto finalmente per me torna a principiare. Siamo riacquisti. Non c'è mica un principio di riacquisto, c'è mica la fine. Io tutti i giorni acquisto. E sono creativo e sono reattivo. So dottor Jekyll e Mr. Hyde. Siamo di quelli che hanno avuto reazione politica e poi montati di creazione. E quando eravamo studiatori c'era reazione contro un sistema e giusto appunto abbiamo creato qualcosa, abbiamo cercato di provare qualcosa, di metterci a base a quello a maggior parte degli incidenti tanto quando abbiamo detto ma va bene il corso della scuola. Siamo en fonction della diversità, siamo bianco e nero. È appena come la bandiera, dimo e dimo, fermo e fermo. Siamo appena questo perché per me questo non è mica un affare di arte, è un affare di spirito. Continuiamo, io rimane diremo a finanziare intrecciate le camerine a so che lo faceva Pasquale Ottavi. Siamo un pieno riacquisto. Siamo appena acquisto. Chi è intrecciati i cambierini? Ci mette in su. Fai una proposta di una risposta e fai una proposta per buttare dunque e lo dice leggendo mi pare so più udito leggendo intrecciate le camerine dunque c'è a sua parte dunque la contribuzione di Pasquale Ottavi dunque di appena vogliamo rispondi perché siamo sempre noi. E chi propone Pasquale? Un'evoluzione intorno di l'ortografia? Sono Caledi me l'ha parlato e rimane affaccato il Consiglio Esecutivo, il finanziamento, c'era l'audizionario di Antonio Mariedi e c'era dunque il lavoro di Pasquale e gli abbiamo delle riserve di guarda, aiutiamo, mandami sta a fare che bussa cantunque gioia, se lo si può dire così. No, giusto un affare un altro punto così, non tanto mica un fatto che io con una scrittura, con un'espressione, più che una scrittura che gli ha dall'evoluzione della società. Bego i giorni in Awa sono mica fuori di mondo e pertanto parlano corso. Noi altri a quell'epoca eravamo appena nel stesso gioco. Un affare di noi tanto riacquisto, torno non tarada, perché un affare non sono mica nato, sono mica perché quando ne parliamo di Via Croce, ne parliamo prima, e di Giaccardi, oppure di Michele Mori, io sono di regolare a trovarlo parecchie volte in tallone, quando abbiamo parlato appunto di a Umbria Solana, perché lo ricordate di un titolo,
di Casalonda. Il cimitero di Levanti dopo è sortito a un CRDP a Umbria e a Solia. E mi dice, sai, mi dice, guarda, io ho un motivo di regresso. Ed è così che è sortito dopo una riedizione di un CRDP qualche anno dopo. Ed era così che aveva la sua vita di radio, o più della sua vita in continente come professore, e che quasi buttava al suo passato, allo stesso tempo riacquistava qualcosa anche lui. Un affare che mi è mancato qui, dove mi ha visto, di Canopy, CRDP, perché... Se ne è parlato assai a settimana mica scorsa, ma 15 giorni fa, quando ha giocato a sfida pedagogica e didattica. Ne ha parlato mondo a mondo perché è importante. Mi scuso. No. Devo fare tempo, sempre. Ma oui, su socco qui di creazione, di reazione, io è più ba e più avanzo. Canopy fa un lavoro maggiore. Si va a fare a modificare, forse anche a correggere, ma per me fa parte di questa qui, di questi libri qui, di qualcosa che ci aiuta assai, aiuta la gente anche a lavorare a scuola, giusto appunto, e dopo vedere la fare di stampa. La stampa, chi 20 anni fa se ne parlava manco, dico così, mi scuso, faccio appena di politica, che stanno per esempio a stampa, abbiamo fatto convenzione con mi pare 12 organi di radio di stampa, così, mi ha aiutato all'arturo, non parlo mica della televisione, delle emissioni, esabientone, perché qui di noi c'è comunque una massa di soli che sono... ma a stampa, un corso mattin, un giornaletto di corso nel tempo, a coppia di 50.000 euro, c'è 400.000 euro non ta convenzione, direttamente non ta stampa. Quindi, questo è un riacquisto. C'è un'altra dibolezza di un mio proposito qui. No, ma di bolezza per chi mondo. No, giusto per i media. Ha ragione, c'è stato comunque una forse mica una rompitura, ma la cessione di nazionalista di Radio Buere, ci ha messo in situazione di aiutare, di puntellare, spazi noi, chi fate, non fate, questo non può distacca, ma c'è comunque stato un sforzo maggiore, non tanto su spazio di media, o forse anche di letteratura, perché chi bego usciti, c'è comunque un altro sguardo, e per questo che dico che il riacquisto andiamo davanti. Sono entusiasta come te l'aiuto della collettività da poi 2015, ma per me quantunque gli effetti sistemici di aiuti e di un'economia che viene a puntare a buga appena a cultura corsa attraverso i media, il teatro, la letteratura, la scuola, eccetera, eccetera. Parti o colpo parti quantunque a contumei o manco da statuto giocs giusto da se tutti in inveni per esempio parliamo di CRDP, se tutti in inveni con statuto giocs giusto dopo c'è un piano a righe di Casanova in 94 che lampa un concorso a manuali didattici e si può considerare qui che stazioni qui che viene dopo avvenimenti che vogliono far crescere quantunque la lingua corsa, ma per esempio per me il piano a righe di Casanova metti in onda di noi l'idea che tu dici tu di l'aiuti e poi prima di noi l'edizione aiutata, penso che partendo da Bagioni e passando per Giacobbi fino ai nazionalisti e responsabilità c'è quantunque una crescita che va crescendo, accordo che i budgeti non sono mai stati altrettanti puntati che oggi, ma quantunque in un processo, in l'ondatura e l'abbrio che si dà, ricordo quantunque fino a qui. Per paressa di noi, ce la continua, mi pare, a essere sistemici e a guardare appena come l'idea di pianificazione linguistica, di statuti, i statuti disgraziosamente impitiamo non a
a testardugina di un Stato, ma l'idea di scuola, l'idea di ufficialità, l'idea di una società bislingua che si costruisce a un momento dato passa per un statuto e disgraziosamente non possiamo mica fare ciò che ci piacerebbe qui e non ci piace mica un'idea fantasimata o cattiva per la società in ciò che noi portiamo, ci sono i valori e i virtù in ciò che noi portiamo in idea qui. Non c'è né oscurantismo, né fanatismo, né separatismo in qualunque luogo. Ma in idea qui, bon, sinon sono d'accordo con voi, l'idea di riacquisto, bon, a tempo tutto quell'affare è assai intricciato, perché se noi figliamo appena un riacquisto, benefici di quantunque parliamo di intricciate e cambiarini, c'è un professore di lingua francese che è Domenico Antonio Geronimi e un professore di italiano aggregato a dimensione di Pasquale Marchetti che sono tutti e due un frutto di a scuola francese e chi si mettono a dare a sua sapienza di sempre l'idea di colonizzazione. Quando la colonizzazione si vede a tutti i momenti della storia, si vede con la scuola normale, si vede con i gesuiti anche più innanzi, quando a colonizzazione metti la traccia di sapere e di scuola e di istruzioni al servizio di un popolo, fosse al servizio della colonizzazione, l'affare si inversa e va contro. Dunque, beneficiamo di noi di l'affare. Allez, dopo Diago. Un affare, parliamo di riacquisto e io sono mica vecchio, ho 48 anni, ma l'affare di un riacquisto per me principio perché negli anni 70, negli anni 80 c'era sempre corsi. Se volete, non so mica se tutto il mondo ha lo stesso barello, lo stesso leo, ma abbiamo conosciuto un mondo che è morto. Gente che erano corsi come non ce n'è più, o quasi più. Bon. Dunque, parliamo di riacquisto. Giusto appunto quando Lugiani faceva ricerca in corsa, o Biaggian faceva ricerca in pianile e compagnia. Infatti, cerchiamo un mondo che abbiamo conosciuto, ma quando l'abbiamo conosciuto, noi diciamo rivendicazione nazionalista sta gente qui non ci capiamo mica perché hanno un amore per la Francia e per tutto ciò che dire francese e noi l'affare di un riacquisto in noi può essere come ripeti, ma io l'ho avuto in una famiglia militante, un uomo era di primi negli anni 60 con tant'altri a Francobasso, dunque sono stato là ad un altro. Oggi la storia con pochi di gente come me, eravamo come dei mondi di Geova. Poi ci mettiamo un t-shirt, autonomia, parlavamo corso e eravamo visti come erano in chiesa. E poi questo riacquisto, noi abbiamo campato piuttosto male quando eravamo zidili, perché mi ricordo quando facevamo Gabuano di zidili di Larc a Orange e Reone, eravamo come la Misch. Tanto la gente non hanno mica l'impressione di essere un riacquisto. Noi eravamo a contrasenso, eravamo i pastori, eravamo italiani, perché i nazionalisti erano italiani. E dice perché c'era stato l'affare da Mouvra e compagnia, ma io l'ho campata qui, intanto che si dielo, ne scudavamo l'orta con Gilles, e non manco forse sofferto. E perché quando siamo giunti i 2015 di bon, io penso che io riacquisto, principio cioè riacquistato tutto ciò che abbiamo perso e tutto ciò che faceva veramente a Corsica, che abbiamo sognato che allo stesso tempo si è morto. Voilà. Buonissima, dunque, possiamo fare principio oggi un riacquisto in su senso qui. Bon, dopo non sono mica convinto che un riacquisto ha da ritrovare tutto ciò che abbiamo perso, perché il progetto è nuovo e che, ma come li dicono certi cantatori, siamo nel solco di storia e tanto c'è qualcosa da tirare, perché se la rompitura si va troppo dura, troppo secca, a un momento dato l'affare non viaggia più. Ma un riacquisto poi saudi. Giacomo, tocca a te.
giusto per dire chi die so 4 ore e chi so 4 ore e ci tocca fare un minuto di silenzio in tutta l'università, dunque a 2 parole e poi dopo no non ci andiamo mica, ma forse chi possiamo andare a spazio davanti a facoltà di diritto per fare un minuto di silenzio in memoria di suo collega che è stato tombo in condizioni pessime. Io voglio ringraziare tutto ciò che avete detto, perché c'è in più tutta la documentazione che lui ha portato, documentazione critica che lui ha portato all'anno e meglio con il suo lavoro e ciò che lo permette, e poi dopo le vostre reazioni che sono veramente un complimento che permette di continuare. Io ciò che voglio dire dal principio di che quando noi vediamo noi qualcosa, che noi guardiamo l'avvenimento letterario attraverso la storia, anche senza volerla, applichiamo un modello che è quello della letteratura francese. E allora quando si guarda come è fatta, diciamo, la distinzione dell'epiche e della letteratura francese, si vede che lui si cambia. Si vede che c'è una sola Pleiade. La Pleiade che sono santificati erano considerati come diavolacci, sino al XIX secolo. Ci vuole che la naschi a volontà per lo Stato francese, d'opporsi a Germania, a Prussia, che intraccia d'acquistare giusto appunto il romantismo, perché il romantismo diventasse un movimento in Francia. E tanto c'è la specificare edade, ed è per questo che noi specifichiamo edade e che noi specifichiamo i generi letterari, perché che non abbiamo mica continuità tra poesia e romanzo? Perché non abbiamo mica continuità tra l'oralità e lo scritto? C'è nella nostra natura, c'è in ciò che ci imparano a gente poco assai coltivati come Salvatore Viale, ma ci vuole che lo venissi Tommaseo per imparare che i canti sono letteratura. E noi oggi ci castighiamo a pensare se chi sarà il canto è letteratura. Non ci vuole mica considerarlo come se non fosse mica, ci vuole semplicemente a guardare, mettiamo in America Sudana che il romanzo non è mica un genere che è insomma di costruzione di un nazionalismo, no, manca appena. In Francia è così il romanzo, e per questo che una pochi che scrivono a poesia hanno in capo il romanzo. Io sarò uno di questi. Ti ringraziamo e poi averci a tutti e a trovarci un campo davanti a un dritto che va subito. Alla prossima!